Io nasco come informatico dal 95, quindi sono quasi 30 anni che lavoro nell'IT e quindi ho visto semplici diretti, con grande rispetto sempre per l'individuo, è fondamentale come base. Tutto questo vale anche a livello aziendale? Tutto. Tu l'hai già esaurita in quello che appunto è la tua descrizione, che si adatta al contesto sia personale sia formativo per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Sembra essere la soluzione di tutti i mali e anche il nuovo generatore di tutti i peccati, o sbaglio? Ecco. Sì, qua apriamo un canale molto delicato, ma parlo sia dal punto di vista professionale che anche umano come padre. Non è facile digerire questa cosa che ormai purtroppo è all'ordine del giorno e dobbiamo accettare. Ma anche linguistico, perché devi adattarti ai tempi, nel giro di pochi mesi cambia tutto. Dall'altra parte del mondo decidono una cosa, devi aggiornarti in real time, non puoi aspettare che Faccio entrare nella conversazione il nostro Jack, perché uno degli elementi che lui ha interpretato come difficoltà di capire e interpretare l'informatichese la troviamo anche nell'apprendimento e nell'espressione linguistica, o sbaglio? Quindi stiamo sostanzialmente affrontando lo stesso argomento, ma per due tipologie di approccio alla comunicazione completamente fondamentale. Infatti qui proprio caschiamo sul fatto delle lingue fondamentali, l'espressione speaking, cioè riuscire a parlare e comunicare in modo pulito, semplice, chiaro, soprattutto chi ti sta ascoltando, devi capire come parlare a questa persona, dal veneto stretto di chi fa il contadino al mega imprenditore che vuole la lingua inglese. È fondamentale essere preparati, perché se sai esprimerti, sai le informazioni che dai vengono assunte immediatamente e hai già un risultato.